Splende il sole sulla Marca e gli effetti sull'agricoltura sono devastanti. Terreni bruciati dall'arsura, colture soffocate dalla siccità, mais, soia, bietola. Secondo la CIA, nella vicina provincia di Venezia, il danno medio sui primi raccolti va dal 50 al 100% e i secondi raccolti risultano già compromessi, al punto che nella fascia a sud di Treviso la trebbiatura è stata anticipata di oltre un mese. La messa era già da buttare. Per tentare di salvare il salvabile, gli agricoltori si affidano all'irrigazione artificiale. Del resto, dal cielo non cadono precipitazioni significative ormai da settimane. Le rilevazioni dell'ARPAV dicono che negli ultimi 2 mesi non è piovuto a Roncade per 49 giorni, a Breda e Ponte di Piave per 48, a Castelfranco e a Villorba per 47. Stando all'Unione Veneta Bonifiche, da ottobre a luglio scorsi il deficit idrico si è attestato sul 24%, mentre la necessità irrigua è salita del 30%. Nelle zone più interessate, nella parte meridionale della provincia, già la soia ormai resterà ben poco. E se per i cereali è stato un disastro, ora il timore è che a patire il secco siano i vigneti e in generale i frutteti. Le associazioni di categoria chiedono il riconoscimento dello stato di calamità. Tutti quelli che avranno un danno superiore a un 30% dovranno in qualche modo trovare, noi auspichiamo ovviamente, un'azione di sollievo economico. Perché vuol dire aumentare l'accisa sulle benzine e sul gasolio, quindi stiamo cercando di capire se invece è possibile reperire risorse non qui in Veneto ma a Roma, come ovviamente dovrebbe essere di dovere. La Regione sta così lavorando per ricorrere piuttosto ai fondi di solidarietà nazionali, nell'attesa non resta che aspettare la pioggia.